Eccoci con il vice sindaco di Annone Andrea De Carlo, consigliere dell'Anci Veneto, facete parte anche della commissione attività produttive. Lei oltretutto nel suo comune è anche, oltre che essere assessore allo sport, assessore alle attività produttive, perciò non a caso era a Venezia qualche giorno fa a presenziare e rappresentare in un tavolo etico quali sono le problematiche che anche l'Anci ha accolto, sollevate in primis dal comitato Domenica No Grazie. C'era anche Don Enrico Torta presente, questo per ciò che riguarda la parte diciamo non politica. Sulla parte politica lascio a lei dire chi c'era, oltre alle tre sigle sindacali principali, perciò CGIL, CISL e UIL, cosa è emerso e cosa ci può dire di questa legge ferma dal 2014 al Senato, già approvata alla Camera. In pratica, se possiamo dire e dare qualche speranza a chi è costretto in pratica a lavorare 365 giorni l'anno, perché attualmente la legge permette questo. Sì, esatto. Dunque, innanzitutto la convocazione è stata fatta dalla Regione Veneto, in particolare dai due assessori regionali Marcato per le attività produttive e dall'assessore Lanzarin per quanto riguarda l'aspetto sociale, fortemente voluta dalla Regione. Il nocciolo della questione è questo: nel 2011 con il cosiddetto decreto Salva Italia viene approvato un pacchetto di norme, tra queste viene inserita la cosiddetta liberalizzazione del commercio per quanto concerne appunto i giorni di chiusura e gli orari di chiusura. Di fatto, come ha detto lei, 365 giorni all'anno possono essere aperti e non vi è limitazione H24. Ciò ha comportato chiaramente grosse problematiche sia dal punto di vista sociale per i lavoratori, perché sono costretti a lavorare i giorni festivi, parlo di tutti i giorni festivi dell'anno, comprese anche le feste nazionali, che siano civili o religiose, e contestualmente quella che doveva essere una manovra, come definita all'epoca Salva Italia, ed anche portata per adeguarsi all'epoca secondo il governo Monti alle normative europee, di fatto si è dimostrata un qualcosa che anzi ha penalizzato ulteriormente le attività, il commercio. Qui parlo di commercio chiaramente di piccoli esercizi commerciali, quali sono quelli nei nostri comuni, nei piccoli centri urbani. Questo è il dato di fatto. Ripeto, la Regione ha convocato questo tavolo etico, presenti oltre alle rappresentanze sindacali e dei lavoratori, anche i parlamentari che hanno promosso la normativa che adesso è ferma al Senato, approvata dalla Camera e si è ferma al Senato, anche se anacquata, perché rispetto a quello che era l'intenzione iniziale purtroppo si sono ridotte da 12 sono state ridotte a 12 le giornate di chiusura, sulle quali però può essere una deroga di 6 giornate, per cui teoricamente uno potrebbe tenere aperto anche il giorno di Natale. La norma poi, cioè la proposta di legge adesso è al Senato ed è ferma dal 2014. Fa specie che durante la riunione erano assenti proprio tutti i senatori, non ce n'era nemmeno uno. È chiaro che l'ANCI è stata convocata e io sono in rappresentanza appunto del presidente regionale, il sindaco di Milano, Maria Rosa Pavanello, e io ho portato avanti chiaramente le istanze dei lavoratori e della stessa proposta fatta nel 2011 poi dalla Regione Veneto, che con una legge aveva bloccato di fatto questa liberalizzazione, la liberalizzazione, però cassata dalla Corte Costituzionale, in quanto le competenze
sono in capo allo Stato. Sì, allora, diciamo che questa liberalizzazione risale al 2011, perché come ha detto giustamente lei, chiamata Salva Italia del Monti, però nel 2011, che era forse anche un contesto differente. Fa specie, almeno a me è sembrato un po' strano, insomma, questa assenza di tutti i senatori, visto che poi sono loro che la palla, insomma, è data a loro che devono decidere. Però erano presenti anche soltanto 4 deputati, anche lì non è un bel segnale quello che si è dato a quel tavolo, perché viene un po' sminuito, visto che è il Parlamento in questo momento che deve decidere. Io mi sono guardato la legge e ho visto che tra i firmatari c'è la Spessotto e Prataviera, perciò 2 deputati del territorio. Allo stato attuale, per calarsi appunto nella nostra realtà, che abbiamo anche il vicino Friuli che ha affrontato questa tematica e anche loro hanno cercato di risolverla, però non se ne è venuti a capo. Io le volevo chiedere, conferenza dei sindaci, se ne è parlato, se ne può parlare, si può coordinare qualcosa poi con la conferenza dei sindaci per ciò che riguarda il Veneto orientale? Prima di darle la parola per chiudere questo discorso qua, io volevo un attimo ricordare quali sono le 12 festività canoniche, perché il comitato Domenica No Grazie, che è composto dalla maggior parte da cassieri, che sono la categoria più penalizzata nella grande distribuzione, loro vorrebbero le 12 feste canoniche chiuse come era una volta, più 12 aperture, cioè 12 più 12 possiamo 12 aperte, che vorrebbe dire il periodo di Natale più altre 4, che si ritiene più che sufficiente, visto che in altri paesi il sabato è completamente, il sabato pomeriggio chiuso e anche la domenica, paesi a noi confinati e vicini. Allora, io sto un attimo inquadrando quello che mi sono appuntato. Il 1° gennaio, il primo giorno dell'anno, il 6 gennaio festa dell'Epifania, il 25 aprile anniversario della Liberazione, la domenica di Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio festa del lavoro, il 2 giugno festa della Repubblica, il 15 agosto festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il 1° novembre festa Ognissanti, l'8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione, il 25 dicembre festa di Natale, il 26 dicembre festa di Santo Stefano. Allora, per fare anche un po' l'avvocato del diavolo, ho una piccola provocazione. Chi sta mettendo i bastoni tra le ruote è la Feder Distribuzione. Noi abbiamo qua in lontananza l'insegna del Carrefour. Carrefour ha tenuto aperto il primo giorno dell'anno a Santo Stefano, però Carrefour, che è catena francese, insomma, che tenga aperto il 2 giugno, festa della Repubblica, o il 25 aprile, anniversario della Liberazione, perché loro, insomma, non è che la sentano molto, e penso che anche per una questione politica l'Italia non dovrebbe permettere queste cose qua, e anche lì lasciare in deroga 6 aperture come si vuole, anche qua la trovo comunque una cosa che lascia perplessi. Ma io sono del parere che queste sono tutte feste, ripeto, che siano religiose o civili, sono feste che ormai sono entrate nella cultura del popolo italiano. Perciò lei non fa neanche la distinzione, perché tanti dicono lo Stato è laico, perciò quantomeno le feste religiose non dovrebbero far parte di questa lista. Ma come dice lei, la tradizione il 25 dicembre e Natale si festeggia in tutto il mondo. Esatto, questo non solo, ma ritornando al discorso delle liberalizzazioni, quando prima ha accennato all'Unione Europea che avrebbe imposto, in realtà questo non è vero, perché si dice spesso ce l'ha chiesto l'Europa. Ce l'ha chiesto l'Europa, qui a volte l'Europa fa molti errori, sta facendo molti errori, è sotto gli occhi di tutti, ma non è che nel caso in specie l'Unione Europea non c'entra assolutamente nulla. Non so se
le prospettive del 2011 da parte del governo le intenzioni erano positive, erano buone, adesso però di fatto dopo 5 anni il risultato è sotto gli occhi di tutti. Se da una parte vi è probabilmente stato anche un incremento sui grandi centri commerciali, dall'altra però si parla di decine di migliaia di attività chiuse in tutta Italia. L'anno scorso la Feder Distribuzione durante il tavolo È tecnico... così potente, sì? Ma io so che loro hanno detto che nel Loro dicono no e bisogna... no. Ripeto, qui Io poi provoco. beh certo, ma qui ripeto, spetta in modo unitario combattere su questo dai comuni e qui alla conferenza dei sindaci. Spero che il problema venga posto proprio in conferenza dei sindaci adesso, in concerto chiaramente con la regione, anche con ANCI, e sollecitare i nostri Ma parlamentari. la regione può fare effettivamente qualcosa o organizzare questo tavolo etico? Magari qualcuno in maniera maliziosa può pensare solo a una manovra di facciata politica, visto che anche fra poco si potrebbe andare alle votazioni e questa legge ferma al Senato in pratica... Ma io penso che la regione stia facendo. Dopotutto l'ha dimostrato per primo, perché l'ha fatto nel 2011, cioè la regione la propria legge l'aveva fatta, poi non si è dato, è stata Cioè non cassata, possiamo dire niente questa volta alla regione. La regione assolutamente, anzi io penso che su questo non si possa dire nulla. Ripeto, poi c'è sia l'aspetto etico, perché è giusto che uno passi la festa con le feste con le proprie famiglie, questa è la nostra cultura. E poi l'aspetto economico per tutte le piccole attività che vengono chiuse. Io vedo a Dannone, l'anno scorso abbiamo chiuso, sono state chiuse 4 attività e lì minimo sono 4 posti di lavoro, cioè questo è oltre a un problema poi anche di sociale che si crea, disoccupazione, problemi per il comune. Le uniche risorse, perché qui non si dice, ma le uniche risorse entrate del comune derivano dall'IMU. Ditemi come si può, un comune come può pagare l'IMU ad un negozio che è chiuso, cioè diventa un problema. Però è strano che la Feder Distribuzione a questo tavolo etico abbia portato, senza possibilità di verifica, fra parentesi, numeri positivi, dicendo che a loro questa liberalizzazione in pratica è positiva, fa più posti di lavoro, porta a guadagno. È da tenere presente anche che per esempio Carrefour ha iniziato a lavorare fino a mezzanotte, perciò qua si rischia di lavorare proprio H24 addirittura, non solo 365 giorni l'anno. Però quello che è emerso è che non rende, gonfia solo il fatturato, ma non c'è effettivo guadagno. Chi sta dicendo la verità? Io riporto un numero dato durante la riunione. Feder Distribuzione ha detto che lo scorso anno è stato calcolato in 4.200 nuove assunzioni, nuove a tempo determinato e in ogni caso o con esternalizzazioni. E io ho risposto, guardate, ho fatto l'esempio del mio comune, per cui se moltiplico, faccio una media per il numero di comuni italiani, vediamo che i numeri sono completamente diversi, per cui è facile e ripeto... Diventa discutibile. Ok, allora per chiudere questa breve intervista, io ho approfittato, visto che mi sono accorto guardando il TG3 Veneto, perché la notizia è andata anche sul TG3 Veneto ma anche sul TG3 nazionale, perché non era riportato questo sul giornale e io l'ho invitato appunto perché ci dicesse qualcosa. Ma visto che abbiamo avuto la fortuna di avere anche una presenza del territorio nostro locale qua, io mi auguro e spero che lei porti voci, sensazioni e anche forse un po' di input qui alla conferenza dei sindaci, dove so che lei qualche volta ha anche presenziato, sì. Insomma. Cosa vuol chiudere per dare un po' di speranza a queste cassiere, a queste commesse, a chi lavora nella grande distribuzione che a volte viene definito come schiavo moderno?
Ma io promesse per altri sinceramente non le posso fare, io posso promettere, ripeto, l'istanza senz'altro la porto avanti e darò una mano su quello che uno può chiaramente fare. Per quanto riguarda la norma che è ferma al Senato, la speranza è che venga approvata prima ripeto, di andare al voto. anche se prima di andare al voto, lì però non sarà eventualmente il nuovo Parlamento Lei a se dover... lo augura e lei ha percepito che anche la Regione vorrebbe questo? No, no, la regione senz'altro. Che venga approvato prima di andare al voto? Sì, certo, cioè, già lo stesso mercato ha detto sarebbe già un passo in avanti che fosse perlomeno approvata la norma attualmente ferma al Bene, Senato. allora noi qualcosa in più abbiamo detto, adesso speriamo chi doveva raccogliere questi segnali insomma li recepisca e che qualcosa si traduca anche in fatti concreti. Io ringrazio Andrea De Carlo e grazie. Grazie a lei.